Si vedono tutti i segni della storia nella chiesa di Sant'Andrea a Vittorio Veneto e ognuno racconta un momento diverso fatto di leggende e fatti reali in uno scorrere che affascina chi, prendendosi un momento, lascia l'antica via per Serravalle e si ferma davanti a questo edificio che guarda lo scorrere del Meschio. Sant'Andrea è definita del Bigoncio perché qui confluivano due strade importantissime per l'antico sistema viario, quello per la splendida Oderzo romana e la Claudia Augusta Altinate, che dall'Adriatico arrivava fino al Danubio, affrontando, primo tra i valichi, l'insidiosa stretta di Serravalle. Ecco perché alla congiunzione di queste due vie, bis iunctio in latino, venne eretta la prima pieve dell'intero territorio cenedese, probabilmente attorno ad una torre di guardia voluta dal barbaro Teodorico, divenuto adesso l'attuale campanile. Un edificio sorto appena 200 anni dopo la nascita di Cristo e quindi agli albori del cristianesimo in Veneto e che per questo raccoglie in sé piccoli e grandi tesori tutti da ammirare. Entrando colpiscono i simboli della Chiesa nascente, le 12 capriate che simboleggiano i 12 apostoli, la disposizione dell'entrata al sorgere del sole, mentre l'altare, con uno splendido crocefisso del 300, è al tramonto, fino ad una particolarità delle prime chiese cristiane, il presbiterio piegato leggermente verso destra, che evoca il capo inclinato del Cristo in croce. Ma sono gli affreschi e i quadri che impressionano l'animo del visitatore. Storie di santi, raccontate per immagini nel tempo in cui il volgo non sapeva né leggere né scrivere, con un Sant'Andrea bianco di luce nell'attimo del martirio estremo, fino ad arrivare ad una Santa Caterina che ancora oggi qualcuno scambia per Santa Augusta, donne accomunate per lo stesso oggetto del martirio, la ruota. Sant'Andrea quindi una chiesa continuamente da scoprire, che nonostante tutto e tutti ancora oggi segna la congiunzione tra due strade, in quel Bigoncio che ha scritto pagine di storia di tutta l'umanità.